Settimo giorno di pandemia, questa nebbia flautolenta che ci pervade, che ci gira intorno, cerca di possederci, ma noi non vogliamo essere posseduti da questa pandemia. Oggi parlerò dell'anno. Attenzione, ho detto anno con due N. L'anno ha 365 giorni, di cui 6 giorni sono veramente speciali. Quali sono? Ve lo dico subito. Natale. Perché? Perché siamo tutti più buoni. Capodanno. Siamo tutti entusiasti perché speriamo in un anno migliore, sempre così. L'anno dopo è sempre migliore. Considerando la storia, sembrerebbe che adesso è sempre peggiore, ma lasciamo stare. E siamo al secondo giorno speciale. Il terzo giorno è la Befana, perché, o Epifania, che dir si voglia, perché nell'Epifania siamo tutti generosi, ci facciamo doni. Ma poi arriva il Carnevale, pensateci, a Carnevale ognuno può essere un altro, può giocare, può fare degli scherzi. E finalmente eccoci arrivati alla Pasqua, dedicata all'aspirazione spirituale. E poi per finire Pasquetta, che significa un'ingordigia terrificante. Ci strafoghiamo all'aperto, anche se grandina, e poi basta. La domanda è cosa succede negli altri 359 giorni? Ve lo dico io. Succede che ogni mattina diamo il sorriso ai nostri figli e li confortiamo, abbracciamo nostra moglie ringraziandola di cuore per quello che fa, usciamo e sorridiamo ai vicini invece di essere sempre in una eterna lotta per delle motivazioni così stupide che non vale neanche la pena ricordarsele. E diciamo buongiorno sorridendo a tutti quelli che incontriamo, anche i diversi, ricordandoci che il diverso nasce ogni volta che nasce un uomo e non considerando diverso nessuno, perché gli uomini sono tutti uguali, nonostante la differenza di razza, di religione o di alimentazione. Anche i diversi noi sorridiamo con un saluto e passiamo il resto della giornata senza essere vittima di quegli ingorghi mentali che ci fanno riflettere sempre sullo stesso problema che più o meno è ma come si è permesso? Perché l'ha fatto? Ma forse lei mi ha tradito, sì, io ho capito qualcosa, quando torno faccio una strage, invece di regalare ogni giorno un pezzettino di speranza per un mondo migliore. Sono così questi 359 giorni? Un poeta disse una cosa veramente drammatica. Lui ipotizzava che se riempiamo una nave di corpi umani, tanto da riempirla tutta, vi sarà tale una solitudine in essa che geleranno tutti. Così grande l'isolamento e non vi è neppure lotta. E questa è la vita, signori? Secondo Eliot, sì, è il nome del poeta. E invece posso garantirvi che se noi ci ricordiamo queste piccole cose semplici ogni giorno, al di là delle 6 feste che ci consentono di essere diversi, buoni, speranzosi, generosi e quant'altro, noi ce lo ricordassimo, avremmo fatto una cosa straordinaria, indipendentemente da quella che è la colorazione politica di quel momento. Perché se andate a studiare la Costituzione italiana scoprirete 5 o 6 articoli straordinari. Uno di questi sapete cosa dice? Che ogni uomo ha diritto a un benessere economico soddisfacente. Beh, forse questa pandemia, che poi è un'influenza, che al momento ha fatto stragi inferiori di tutte le influenze precedenti,
che non hanno determinato una restrizione così enorme all'interno di una quarantena. Ecco, forse questa pandemia potrebbe averci portato questa riflessione su di noi, sulle piccole cose semplici della vita, sui piccoli segreti del focolare, sulle tracce di un'antica, ma sempre viva, straordinaria umanità. A domani.